immaginano sempre più spesso. Suor Faustina ha contribuito a rendere da parte della Chiesa un maggior culto quindi alla Divina Misericordia. Penso, e questo si è realizzato grazie alle nuove forme del culto trasmesse da Suor Faustina. Penso alla celebrazione solenne della Domenica della Divina Misericordia, penso alla venerazione dell'immagine di Gesù Misericordioso, penso alla Santa Messa votiva che è nel messale romano e infine all'ora della misericordia e all'invocazione, la corocina alla Divina Misericordia. Sì, ti ringrazio ancora, Suor Faustina, per il messaggio della Divina Misericordia, ti ringrazio per questo dono di speciale illuminazione che ci aiuta a vivere più intensamente la nostra vocazione cristiana, vivere più intensamente il nostro cammino di fede, di speranza e di carità. Tutti oggi, concludo, possiamo affermare che Santa Faustina veramente è un dono di Dio per tutta la Chiesa, è un dono di Dio per tutto il mondo. Ebbene, cari fratelli e cari confratelli sacerdoti, sentiamoci sempre più consapevoli e responsabili di questo dono per accoglierlo innanzitutto nella nostra vita, nel nostro Stato, e poi condividerlo con gli uomini, con le anime specialmente bisognose della Divina Misericordia. Amen. Saluto